una strage continua che non si arresta. Vincenzo è l'ultimo, purtroppo, un ragazzo cinquantenne originario di Taranto che con la sua competenza e professionalità purtroppo oggi non torna a casa. Il Veneto registra l'ennesima morte sul lavoro alla Anodal Extrusion di Trevenzuolo in provincia di Verona. Vincenzo Arsena, 52 anni, operaio originario di Francavilla Fontana in provincia di Taranto, ma residente a Porto Mantovano con la moglie e i 2 figli, è rimasto folgorato in azienda da una scarica elettrica mentre era intento alla manutenzione di un macchinario che ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il corpo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Come FIOM ci costituiremo anche parte civile per avere chiarezza e giustizia per Vincenzo fino all'iter processuale. Siamo in attesa di capire come è avvenuto l'infortunio, perché la dinamica è ancora molto confusa. Di sicuro qualcosa non ha funzionato, perché non crediamo più nelle tragiche fatalità. Sulla tragedia avvenuta alle 6:15, poco dopo l'inizio del turno, indaga lo Spisal dell'Uls 9 Scaligera. Nello stabilimento dove Arsena lavorava da 3 anni, già nell'ottobre 2023 un operaio in appalto in quel caso era rimasto folgorato mentre lavorava all'impianto elettrico, ma riuscì a sopravvivere. La direzione dell'azienda, specializzata nella lavorazione dell'alluminio, ha deciso di sospendere l'attività per 3 giorni. Domani mattina, fuori dai cancelli, i sindacati hanno indetto un'assemblea dei lavoratori. Noi chiediamo ai prefetti di convocare in tutte le province una riunione con tutte le parti sul solco del protocollo firmato con la Regione. Bisogna darsi una mossa, cambiare strada, perché in questa maniera non si può più proseguire. Basta morti sul lavoro, l'obiettivo 0 morti sul lavoro deve essere una cosa che tutti viviamo all'interno, non solo una parte.